Eccoci a Piscinì, stupenda enclave costiera di Domus de Maria, all'interno del litorale di Teulada, nell'estremità sud-occidentale della Sardegna, frequentata sin da epoca punica. A darle il nome è la possente alta torre di Piscinì, raggiungibile da un sentiero e costruita verosimilmente tra il XVI e il XVII secolo dagli spagnoli, che si erge su un promontorio a dominare il panorama selvaggio e suggestivo di spiaggia e vegetazione mediterranea intorno. Torre troncoconica con un unico ambiente voltato a cupola con pilastro centrale, nella parte alta della costruzione. L'unica apertura, posta a circa 6 metri d'altezza, era accessibile tramite scavine mobili. Una scala ricavata nello spessore della muratura mette in comunicazione l'ambiente interno con il terrazzo. La spiaggia, pur facendo parte del comune di Domus de Maria, è incastonata tra il paradiso terrestre di Torredda e le stupende cale di Capo Malfatano, due dei gioielli più splendidi e celebri di Teulada, in un tratto di costa definito a Rias per la rapida evoluzione da un paesaggio all'altro, da sabbia fine e chiarissima ad alte scogliere d'argilla e granito. Bellezza naturale, ricchezza ambientale e anche storia. In epoca prima punica poi romana, la bassa scogliera che limita a est la spiaggia e il tratto che contorna la caletta della torre furono sedi di intensa attività estrattiva per la produzione di blocchi di arenaria da impiegare nella costruzione di edifici. La costa mostra ancora evidenti tracce dell'epoca. Riconoscerai le forme artificiali squadrate della roccia e le superfici piane della scogliera, che costituivano rispettivamente fonti di scavo e piani delle cave di 2500 anni fa.